Questa sera avremo tanti ospiti. La persona che ho contattato, perché la conosco da tanto tempo, è Alberto Castro, il quale ha fatto un bellissimo lavoro insieme ad altri suoi colleghi come Giuseppe Allegra, Alessio Drago, Domenico Santonocito e Chiara Scattina. Questo libro che ho qui con me è un libro fotografico e si intitola Vie. Questo libro, appena Alberto me lo ha dato, l'ho sfogliato prima in maniera superficiale, così come faccio sempre con i libri fotografici. Poi l'ho aperto così, casualmente, facendomi un'idea, se vogliamo, sempre superficiale, e poi ho iniziato a sfogliarlo e a sentirne l'odore. Perché l'odore dei libri fotografici ha un odore diverso rispetto a tutti gli altri libri. Al che ho iniziato a leggere. La Sicilia, per un siciliano, è quasi un assioma. Non solo una terra, è uno stato mentale, un percorso dell'anima, è un'attitudine, un modo di vivere e di pensare. La Sicilia è un'idea. Una volta, mentre ero in giro per lavoro sui Nebrodi, ho incontrato un tizio simpatico, seduto su uno sperduto spuntone di roccia. Mi ha guardato, incuriosito dalle mie macchine fotografiche, e ha detto: fai bene a venire qua a fotografare, perché qua, in Sicilia, c'è tutto. Ecco, in questo tutto mi sembra sia possibile rintracciare l'essenza stessa di quest'isola. Realtà e presunzione racchiuse in una sola parola. È vero però che, al di là della visione siculocentrica che molti siciliani danno alla propria vita, la diversità e la complessità sono elementi centrali dell'identità siciliana. Un groviglio di climi, atmosfere, luci, morfologie, che sono lo scenario ideale di ogni fotografo. Ed è da qui, dalla ricerca delle differenze, che questo progetto realizzato da un gruppo di fotografi catanesi è partito. Differenze come metafore, a voler parafrasare il titolo di uno splendido libro di Sciascia, perché seppure il tema di indagine sia il territorio, da lì si discosta per approdare ad un altro livello meno fisico e materiale, come se ogni singolo luogo fosse l'espressione di un carattere, di un'attitudine dell'anima. 5 differenti stili autoriali e 5 temi, legati da una unicità di luogo geografico, ma soprattutto accomunati da una unicità di visione, o meglio, da un'unicità di interpretazione della visione che trasferisce il processo di analisi dal luogo al piano emotivo. Questo è soltanto l'inizio di ciò che scrive Massimo Siragusa. Ecco, mi fermo qui perché il resto lo dovete scoprire voi attraverso l'acquisto del libro, perché alla fine chi vorrà potrà acquistarlo, e attraverso direttamente i racconti dei protagonisti, degli autori di questo libro, che saranno qui seduti a rispondere alle mie domande e anche alle vostre domande, alle vostre curiosità, soprattutto alle mie curiosità. Va bene, Alberto? Però solo dopo aver visto un video che i nostri autori hanno realizzato giusto per introdurre l'immagine di questo lavoro.
Allora, un applauso ai nostri ospiti. Caro pubblico, scusate le spalle, ma purtroppo lo spazio è quello che è. E quindi io faccio l'intervistatore dal pubblico. Ecco, il primo, appunto, poco fa dicevo che ero il primo curioso. Allora, Giuseppe, Alberto, Alessio, Domenico e Chiara. Questa sera faremo questo viaggio, però poco fa non volevo dirlo, però mi sa che sono obbligato a farlo, perché questo libro non è un libro, non immaginatevi un libro di paesaggi, perché non lo è. Sicuramente un viaggio introspettivo che i nostri autori hanno fatto attraverso il mezzo fotografico e lo hanno fatto in maniera del tutto soggettiva. E quindi abbiamo l'autoritratto, abbiamo la fotografia di dettaglio, eccetera, eccetera, che adesso scopriremo direttamente dalle vostre voci. Ecco, questo progetto, la prima curiosità di tutte è come è nato Vie e cosa ha ispirato voi autori a collaborare alla realizzazione del libro. Alberto poco fa mi accennava qualcosa. Ecco, iniziamo a scoprire il retroscena di questo straordinario lavoro. Sì, grazie Luca, buonasera a tutti e grazie di essere qua. Noi siamo degli amici fotografi che ci siamo ritrovati, non facciamo questo per professione, essere sinceri, però lo facciamo da tanto tempo, con tanto impegno e con tanta professionalità. Poi abbiamo altre professioni che ci consente di non vivere di fotografia e questo credo sia il primo passaggio per poter fare fotografia come vogliamo e indirizzarla verso un percorso nostro che narra molto di noi attraverso il paesaggio siciliano. Questo è stato lo scopo che è comune, diciamo il cappello comune sotto il quale ci siamo andati a incontrare. Quindi fondamentalmente siamo noi rappresentanza di un gruppo molto più folto, noi poi siamo andati in sintesi con i lavori che sono contenuti in Vie, ma fondamentalmente il gruppo iniziale era molto più ampio, il progetto è molto più ampio di così. Questo è un primo passaggio in cui appunto si narra della Sicilia, una Sicilia un po' meno convenzionale, quindi meno, non troverete immagini al momento di spiagge, di insomma un po' luoghi comuni oppure delle fontane laviche eccetera, perché appunto il nostro indirizzo era quello di affrontare percorsi personali in una Sicilia personale e quindi approfittare di quello che è il paesaggio siciliano per poter parlare di noi stessi. E, che altro dire? Ci siamo dati quindi questo scopo sin dall'inizio, il lavoro è durato fotograficamente un paio d'anni. Abbiamo iniziato a incontrarci periodicamente a Catania, presso i locali di una galleria di fotografie di arte contemporanea che all'epoca ci ospitava e avevamo questo scambio, questa contaminazione reciproca per ogni lavoro. E inizialmente credo di ricordare fossero una trentina i progetti coinvolti in questo percorso, dopodiché ci eravamo dati anche dei tempi per dare un attimino uno stop e quindi i primi che sono arrivati a meta insomma sono passati in questo primo blocco di produzione che ha trovato appunto Massimo Siracusa come editore con la Faos, che è una casa editrice giovanissima, ormai 2 anni, che fa libri fotografici, sono libri d'autore, quindi sono, insomma, svicolano da quelle che sono le regole editoriali di tipo commerciale, cioè quindi banalmente si supera il tema di quanto costa stampare una pagina con un foglio macchina con delle misure ben definite, con dei tagli ben definiti, con dei formati ben definiti e con delle rilegature commerciali ben definite. Questo va oltre, quindi anche il contenitore dei lavori che stanno al suo interno è visto come un oggetto d'arte, appunto il libro d'artista vuol dire fondamentalmente questo, ma sono libri quindi tesi anche in autoproduzione e la Faos ci ha dato fiducia, quindi abbiamo presentato il progetto, è piaciuto e quindi siamo andati avanti con loro. Magari se c'è qualcuno, ho dimenticato qualcosa, qualcuno vuole aggiungere qualcos'altro? Qualcuno potrebbe parlarci del titolo? Sì. Vie. Sì, anche la scelta del titolo è stata un po'
un momento di condivisione tra noi, perché è vero che inizialmente si era parlato appunto di lavorare sull'isola, sulla Sicilia, con un occhio che fosse con ciascuno il suo occhio, con ciascuno il suo sguardo. Questa sintesi, proprio di chiamarlo vie, ci è servito per dire che appunto è come se fosse in ciascun progetto una via diversa, una strada diversa, perché vie in latino significa strada fondamentalmente, quindi ciascuno di noi ha seguito la sua strada, anche se poi tutte in realtà sono confluite dentro questo progetto fotografico che racchiude 5 lavori. Noi quando ci siamo visti appunto con Massimo Siracusa ci siamo dati anche appunto l'obiettivo di farlo diventare un libro, perché poi ve lo mostro, la bellezza proprio della carta fotografica, di poter sfogliare un lavoro che poi è fatto di carta, quindi non di guardarlo sullo schermo, su un tablet, su un computer, ma di poterlo sfogliare, è proprio un'altra storia. Quindi vi invitiamo poi alla fine della presentazione a poterlo sfogliare, se vorrete anche ad acquistarlo. Ognuno di voi ha uno stile fotografico. Come avete armonizzato, Alberto poco fa lo accennava, appunto questi stili differenti per creare un'opera unica, coesa, perché alla fine i racconti sono diversi, però si possono sintetizzare in un unico racconto. Questa è stata una bella scommessa. È una bella scommessa perché, come se guardate il libro, troverete dei lavori orientati sulle acque interne, sono 3 lavori, che declinano però quell'ambiente in maniera totalmente diversa. Uno è un processo un po' più introspettivo, altri sono un po' più dedicati al paesaggio, altre, se vogliamo, ci sono delle sfumature che riguardano un po' anche la resilienza degli ecosistemi, gli ambienti, di tutte le acque interne. Questa è una cosa che è un problema che ritroviamo un po' dappertutto. In fondo la resilienza è una cosa che un po' traspare un po' in tutto il libro, perché anche se andiamo a guardare il lavoro introspettivo suo, di Chiara, c'è comunque nel suo approccio, lei è psicologa, quindi lavora anche alla fotografia, tramite la fotografia cerca nuove strade, quindi il modo di cambiare, di confrontarsi, di trovare nuove vie è un meccanismo di resilienza. Sul fiume, sugli ambienti, le acque interne, lo si può immaginare facilmente. Alessio con la sua architettura comunque guarda qualcosa in maniera originale, peraltro fotografando, sviluppando, insomma, aprendo quelli che sono, diciamo, delle piazze, le cose, quindi riguardandole a 360 gradi, ripropone queste architetture da un lato in maniera originale, dall'altro sicuramente ritrovare questi ambienti passati, vedere come si sono trasformati nel tempo, cosa sono diventati e come quindi sono sopravvissuti al tempo. Secondo me rappresenta comunque un sinonimo e un indice di resilienza, che è una voce che comunque di fondo tutti questi lavori li accomuna. Dal punto di vista tecnico, per rispondere alla tua domanda, quindi abbiamo un passaggio che è quello di organizzare i temi che possono essere contenuti all'interno di uno stesso contenitore e che abbiano un filo conduttore chiaro. Da un punto di vista tecnico poi nasce un problema operativo, nel senso che i progetti sono 5, sono distinti, hanno 5 linguaggi chiaramente diversi, sono divisi fondamentalmente in 2 tipologie, quindi uno di carattere molto introspettivo, che è la prima parte del libro, quindi Chiara e il mio, poi abbiamo una cerniera che è Alessio, che divide questa prima parte dalla seconda parte del libro, che è l'architettura. E poi parte una seconda parte che è quella di Domenico e quella di Giuseppe, che riguarda quindi il paesaggio, forse un po' più dal punto di vista meno introspettivo, più dal punto di vista documentativo. Però fatta questa struttura logica all'interno del libro, no? Come se stessimo immaginando adesso di immaginare la struttura di un romanzo, quindi abbiamo individuato i personaggi, abbiamo più o meno la trama, abbiamo cominciato a individuare i posti e le storie da raccontare, poi si tratta di metterle insieme, quindi le complicazioni possono iniziare a nascere dal punto di vista della scrittura, perché chiaramente un autore di un romanzo, uno scrittore, ha il suo stile e quindi ha un filo unitario dall'inizio alla fine del racconto.
Nel nostro caso invece la difficoltà tecnica quando si uniscono lavori differenti è quella di metterli insieme dal punto di vista di linguaggi differenti. Ecco, lì c'è stato tutto un lavoro enorme che è passato dai 2 anni di fotografie, di scatti sul campo, alla parte poi di selezione dei singoli lavori, alla impaginazione di una sequenza dei singoli lavori e poi alla messa in discussione di tutto questo lavoro su ogni singolo fotografo nel contesto del libro. Quindi spesso abbiamo dovuto cambiare delle fotografie, aggiungere delle cose o spostare una sequenza perché ci sono dei riferimenti anche nei passaggi da un lavoro all'altro, cioè non sono 5 capitoli di 5 cose diverse, di 5 autori diversi, ma esiste un filo conduttore anche da un'immagine all'altra con dei richiami e degli aspetti che solo, come diceva Luca all'inizio, solo a letture approfondite riesce a trovare dei layers successivi per cui è possibile sfogliare il libro con modalità diverse. Da una prima parte superficialmente, come facciamo tutti, poi lo posso riprendere, lo posso risfogliare con un po' più di attenzione e cominciano a emergere alcuni dettagli, poi trovo una terza lettura con delle analogie tra una cosa e l'altra, poi torno indietro, vado avanti, finché poi non riesco a trovare addirittura, e lì è la parte secondo me più soddisfacente nello sfogliare un libro fotografico in generale, non solo il nostro, insomma, ma la parte più coinvolgente di quando si arriva poi allo studio dei libri fotografici che si trovano sul mercato in commercio è quando iniziamo a raccontarsi le nostre storie attraverso le fotografie e le storie di qualcun altro. Lì secondo me poi nasce un click perché diventa una fonte di ispirazione continua e infinita, e più volte lo si sfoglia e più cose ci si trovano. Mentre voi parlavate mi sono sorte altre 2 domande. Uno, come si fa a evitare il cliché facendo lavori del genere? Scusate, sia affrontando l'esperienza singolarmente e poi quella del lavoro di gruppo. E l'altra domanda è come ci si rapporta col formato? Lo avete scelto prima? Lo avete scelto dopo? E com'è stato appunto sintetizzare i vostri lavori con il formato? Perché quello sì che è un passaggio ancora più quello è uno delle insidie nel mettere insieme un libro. Fondamentalmente dopo quei 2 anni di fotografia poi è nato un altro anno e mezzo di lavoro di questo tipo, cioè proprio perché devi ritagliare, cambiare, cioè alla fine anche quello fa parte di quel percorso che ti diceva Alberto, no? Cioè, come intuirai bene, cioè alla fine nella sequenza non ci saranno necessariamente le foto che magari prediligi, proprio perché non riesci a costruire quel percorso che ti serve, per cui una foto accanto all'altra si parlano, ma quella bellissima a cui magari sei iperlegato non funziona. E quindi nel procedere, nel cambiare a volte, nel dover ritagliare qualcosa rispetto a come l'hai pensata, l'avevi trasformata proprio per il formato, no? Perché per esempio io a volte scatto quadrato, lì ci sta e non ci sta, cioè perché mi piace o l'ho pensata quadrata magari, no? Altre per altre ragioni, devi trasformare qualche cosa, qualche particolare, lo trasporti per evidenziarlo o accosti qualcosa perché tonalmente funziona oltre che emotiva, e quindi emotivamente funziona e ti potrei dire qualcosa. Quindi quella è una cosa in cui veramente poi anche il confronto con Massimo ci ha aiutato molto nel trovare la giusta soluzione e la giusta via, però non vorrei monopolizzare il microfono, quindi se posso. No, volevo dire che sul discorso del cliché, probabilmente il primo cliché di cui ci siamo liberati è stato proprio l'idea di dover avere dei lavori che raccontassero o la stessa cosa per entrare all'interno di uno stesso libro, di uno stesso prodotto, oppure raccontare diciamo in un modo simile diciamo cose diverse. Per avere diciamo quell'uniformità che spesso ci si aspetta da diversi lavori all'interno di un unico prodotto fotografico. Ecco, questo è il primo cliché di cui ci siamo liberati. Poi probabilmente nel racconto di ogni lavoro si vede che c'è un modo diverso di raccontare, anche di raccontare il paesaggio in modo diverso. Ad esempio nel mio caso
come dire, il racconto dell'acqua e di questi spazi della diga sono raccontati attraverso i piccoli particolari che magari sui quali spesso non ci si sofferma, su quelli che sono i segni che il passaggio, l'alternanza dei livelli dell'acqua creano. Ecco, quegli aspetti che probabilmente l'occhio normale non riesce a vedere, ma che probabilmente soffermandoci insomma, con una certa attenzione si riescono a cogliere e raccontano quello spazio in modo diverso rispetto a come abitualmente lo si vede. Sì, volevo aggiungere anch'io qualcosa a proposito del fatto di cercare di raccontare qualcosa evitando gli stereotipi. Per cui io posso raccontare quella che è la mia esperienza, per cui sono appassionato di architettura e dovendomi approcciare, volendo indagare insomma quella che era, insomma, quelli che sono i nodi di una città secondo una definizione che è stata data da Kevin Lynch, un architetto urbanista che ha diviso insomma l'area urbana in 5 macro aree, tra cui i quartieri, i percorsi. Insomma, ho voluto indagare in maniera particolare i nodi, che sono questi punti di confluenza sia viaria che sociale in qualche modo, sono proprio al contrario dei non luoghi, che sono dei posti dove non si ha nessuna identità in qualche modo. Questi posti invece sono dei punti dove sono facilmente riconoscibili, e anche le persone sono facilmente riconoscibili, dove tutti abbiamo un'identità, per cui indagarlo dal punto di vista urbanistico, questo qua presentava comunque delle difficoltà proprio per evitare di far tirar fuori delle foto, delle foto tra virgolette cartoline in qualche modo, per cui esatto. Per cui il percorso non sembra, ma però è stato anche lungo e travagliato, e una cosa fondamentale in questo è stato comunque il confronto. Molte volte mi sono confrontato con Domenico e con gli altri partecipanti al progetto, perché io sicuramente sono partito da un punto, ma poi per arrivare a questo, insomma, c'è stato un percorso. Uno è stato quello, per esempio, anche che può sembrare banale, perché inizialmente ho cominciato a lavorare con le belle giornate, perché avevo comunque un'idea della Sicilia che era vissuta di forti contrasti, per cui con ombre nette e il sole forte, però questa cosa qua mi portava ad avere delle immagini un po' più normali, tra virgolette, nel senso che voglio dire sono più estetiche, però raccontano un po' meno, per cui ho lavorato invece in giornate insomma nuvolose, in giornate dove magari aveva appena piovuto, in modo da avere una maggiore leggibilità nell'immagine e non fare la solita fotografia insomma cartolina in qualche modo. E la difficoltà anche di raccontare questi posti, ho cercato di inquadrarli in qualche modo, per cui l'idea di procedere a spicchi, come si suol dire, mi è sembrata funzionale a quello che era il discorso, insomma, per cui insomma tutto nasce comunque sostanzialmente da un ragionamento e dal confronto. Secondo me poi è fondamentale il confronto che c'è stato tra di noi. In merito al cliché, mi riallaccio di nuovo alla partenza, cioè il lavoro confluisce alla fine attraverso una casa editrice in un libro. Quindi, visto che la casa editrice è una casa editrice un po' di nicchia, no? Che riesce a produrre 2, forse 3 volumi l'anno per come è strutturata e per come lavora, chiaramente fa selezione sui lavori che gli si presentano da dover produrre. Quindi nel nostro lavoro anche noi siamo un po' come la casa editrice, perché come dicevo prima noi facciamo un altro mestiere, quindi non avendo bisogno di dover arrivare alla produzione a tutti i costi, finalizzata a tutti i costi della vendita o alla commercializzazione, siamo nelle condizioni di poter evitare cliché,
siamo nella condizione di poter fotografare ed esprimere quello che vogliamo dire esattamente per cosa e come lo vogliamo dire, perché nessuno ci ha obbligato fondamentalmente, quindi non avendo di questo tipo di problemi e spingendoci verso quello che per noi è una fotografia autoriale, è chiaro che investiamo uscire in stampa quando questo arriva in stampa o in una mostra quando questo arriva in una mostra solo e esclusivamente se raggiungiamo i nostri scopi. Tutto ciò va da sé che implica il fatto che in qualche maniera vogliamo evitare di produrre un cliché, perché diciamo è già visto, per cui non ci interessa. Allora, partendo dal presupposto che secondo me la fotografia è un atto di solitudine, quindi io immagino il fotografo che gira da solo e lui, la sua macchina fotografica, i suoi pensieri, le sue emozioni e il paesaggio che ha di fronte. Ecco, immagino pure che voi abbiate fatto da soli questo lavoro, non avete fatto passeggiate in gruppo. Ecco, questo cioè che legame avete instaurato con il paesaggio, non soltanto con il paesaggio, perché abbiamo anche degli autoritratti. Quindi ecco, com'è stata l'esperienza? Raccontateci il dietro la reflex. Beh, nomini gli autoritratti, quindi mi faccio avanti, nel senso che come potrete vedere, ora vabbè non ci sono adesso le mie immagini, però nel mio progetto ci sono dei miei autoritratti. Come diceva Alberto, noi non facciamo i fotografi di professione, io sono psicologa e il mio lavoro con gli autoritratti in realtà nasce per esplorare delle parti di me, cioè ho sempre usato l'autoritratto o lo uso anche nel mio lavoro perché è un modo per esplorare anche degli stati interni, degli stati dell'anima. Quando ho iniziato ad approcciarmi a questo progetto ho iniziato a mettere a comparazione il mio corpo con un materiale che è quello lavico, quindi con l'Etna intesa non come la montagna, quindi il profilo che voi da qui riuscite a vedere meravigliosamente, ma con proprio il magma, la cenere lavica, il materiale, la roccia vulcanica, che infatti c'è anche nel nostro mare, c'è anche nella nostra città. E mi sono approcciata proprio cercando di sentire se il mio corpo poteva parlare con la roccia vulcanica. E gli autoritratti che ne sono nati servono proprio a questo. E poi mi ricollego alla domanda che hai fatto sulla solitudine. Il mio progetto si chiama Insularità, che è una citazione di Gesualdo Bufalino, che dice che in tutti noi, proprio tutti noi che viviamo nelle isole, abbiamo una sorta di legame, cioè ci sentiamo addosso la pelle dell'essere siciliani nel nostro caso, e lui dice si può storpiare questa parola insularità in solitudine, che è un po' il destino di tutti noi isolani, di essere soli, no? Perché circondati dal mare, confinati in questo destino, ma anche un po' felici di esserlo. Ecco, il mio lavoro è molto introspettivo, anche perché è molto solitario. Oltretutto nasce in piena pandemia, cioè gli autoritratti nascono quando io non potevo proprio uscire di casa. Quindi le foto esterne quando si poteva uscire, le foto fatte a me stessa quando non si poteva uscire di casa. Quindi è proprio un lavoro anche incentrato su un dialogo tra me e me. Passo la parola a qualcun altro. Io mi ritrovo un po' nelle parole che dici, nel senso che spesso mi capita di fotografare da solo. Non sempre, qualche volta si esce con gli amici, ovviamente è anche divertente condividere questi momenti, specie con qualche caro amico che è capace di starti vicino. Però diciamo, io ho fatto un lavoro sul fiume, quello sul Simeto in bianco e nero. Tra l'altro non abbiamo detto, l'avete vista le immagini, però sono due lavori, a proposito diciamo, dell'approccio, cerca di seguire ognuno una propria via. Due lavori sono in bianco e nero, gli altri sono a colori, ma anche lì, se guardate la parte a colori, non è così naturalmente, scontatamente a colori, ma c'è un lavoro dietro nel cercare delle tonalità e delle atmosfere che fossero un po' originali, un po' personali, anche più che un po' direi. Andando lungo il fiume è un modo per me per evadere prima di tutto, quindi per uscire dalla quotidianità e isolarmi un po'.
e quindi diciamo, percorrerlo e scoprire tutta una serie di anfratti, di posti, di trovare degli ambienti è sicuramente un modo per sia per rilassarmi, ma anche per poter raccontare ciò che mi affascina molto. Quindi il tentativo era quello di raccontare questi ambienti con l'occhio un po' anche diciamo, di chi è naturalmente affascinato da questi luoghi, provando a far capire quanto di bello c'è e quanto è vario questo territorio, che è molto affascinante. Se guardiamo il Simeto, diciamo, è più di 100 km, cambia molto l'ambiente, ci sono dei punti veramente straordinari tra la roccia basaltica o altre aree di interesse diciamo, naturalistico. Quindi volerlo trovarlo, esplorarlo, trovare delle origini, alcuni punti veramente particolari, è stato qualcosa diciamo, per me che in questo percorso, nell'idea di scoperta, ho cercato di in qualche modo di sottolineare e raccontare. Con la sensazione, con l'ovvio desiderio di in qualche modo raccontare gli aspetti che poi sono necessariamente personali, perché alla fine lo guardi con un certo tipo di occhio e trovi, riesci a cogliere qualcosa che ti appartiene, perché riesci a leggere ciò che in qualche modo sta nella tua mente, o per delle immagini che hai visto per analogia, o perché magari graficamente o emotivamente ti colpisce. Anche nel mio lavoro si hanno foto di paesaggio e quando ti immergi nel paesaggio ti senti forse ancora più solo e ritrovi un po' te stesso. Quando qualcuno mi ha chiesto ma come mai hai scelto di fotografare le dighe? Probabilmente perché essendo di Troina sin da piccolo con i miei andavamo a prendere la boccata d'aria sul muraglione della diga e la cosa che mi affascinava era questo paesaggio cangiante, mutevole a seconda delle stagioni, di un paesaggio che quasi ti disorienta e ti spesa un po' ogni volta che lo visiti, perché a seconda del livello dell'acqua scopri dei percorsi diversi, scopri macchie e segni sui muri che prima non c'erano, ti accorgi di un paesaggio che come te cambia e che ha una storia che è continuamente in movimento, in evoluzione. Poi è vero che le dighe si portano dentro una contraddizione forte, soprattutto nel nostro territorio, perché soprattutto in questi giorni in cui sentiamo parlare di grande crisi idrica, poi sapere che in Sicilia si hanno 41 dighe, anzi di più perché poi ci sono quelle incompiute, voi ne sapete qualcosa con la diga di Pietrarossa qui vicino, di cui conoscete sicuramente le vicende. Allora ti chiedi come mai questa terra poi ogni anno si senta dire che come dire, soffre una grave crisi, se questa crisi c'è sempre stata e forse non la si vuole più di tanto risolvere. Questa è una delle grosse contraddizioni che la nostra terra si porta. Non è l'aspetto che ho voluto raccontare nel mio lavoro, perché come dicevo è più questo scontro tra l'azione forte dell'uomo che ha distrutto costruendo le dighe, il territorio, le campagne, i paesaggi e invece la capacità della natura dall'altro lato di assorbire questi segni forti, di recuperare e restituire un paesaggio nuovo che è quello degli specchiacquei, dei nuovi habitat che si sono generati. Forse una visione un po' romantica, però dal mio punto di vista è come dire, l'aspetto anche un po' più interessante, più bello delle dighe che sicuramente visitandole non può sfuggire. Tra le foto, sicuramente l'avete visto, c'è l'immagine di uno sperone sul lago di Regalbuto. La foto è stata fatta in estate e si vede questo grande sperone che diventa un punto di riferimento da qualsiasi sponda del lago. La gente va, si reca in quel posto a pescare, attraversa i percorsi sul bordo del lago. Quando vai d'inverno questo non c'è più, scompare quello sperone, rimane solo una piccola sommità.
ti disorienta e hai l'idea di trovarti in uno spazio, in una parte di paesaggio completamente diversa che racconta una natura che si muove con l'acqua stessa. Bene, io al contrario dei miei colleghi, tutti amanti della solitudine, io non amo moltissimo la solitudine, per cui chiaramente ho scelto uno scenario urbano che, pur rimanendo comunque solo nell'affrontare il mio percorso fotografico, comunque mi sento più in compagnia, però devo dire che in generale mi trovo meglio quando sto in compagnia piuttosto che da solo. Infatti molte volte mi ritrovo anche a uscire insieme a mia moglie per andare a fare fotografie insieme agli amici, insomma non mi distoglie dal mio intento, insomma, per cui insomma, mi trovo benissimo, per cui ho avuto insomma, molte volte scherzando dico agli amici che io sogno paesano praticamente, perché non vengo dalla città, ma insomma vivo in provincia, per cui ho sempre vissuto in un piccolo paesino, per cui la città mi ha sempre in qualche modo attratto e anche un po' l'ho sempre presa con la giusta misura, per cui esattamente, per cui insomma indagare l'ambiente urbano l'ho sempre trovato abbastanza stimolante, insomma, in particolare inizialmente dico. Ora non è che ho paura di stare in città, voglio dire. Però voglio dire, l'idea iniziale comunque è quella sempre di un ambiente che in qualche modo caotico e a volte potrebbe essere anche ostile. Nell'indagare la città, insomma, io quello che mi ha lasciato, devo dire che mi ha lasciato, anche perché io inizialmente, devo fare una premessa, inizialmente avevo iniziato questo lavoro pensando di indagare quello che era un certo tipo di edilizia, che è quella che è successiva al boom economico, cioè quando si è cominciato a costruire in maniera indiscriminata e senza nessuna regola. E in questo qua lo abbiamo vissuto in quasi tutte le città. Però man mano che io insomma analizzavo e indagavo in questo senso, ho voluto abbinare comunque delle immagini che mi facevano vedere questo tipo di edilizia in qualche modo così che non ha un criterio urbanistico, con invece delle piazze, dei nodi, insomma, che con un'architettura un pochettino più antica. Però sicuramente quello che mi è rimasto è che almeno Catania non mi sembra che sia nata con un progetto ben preciso, ecco. Per cui penso che non sia il problema soltanto di Catania, ma di molte città, probabilmente. Ma non solo al sud Italia, insomma, questa cosa è avvenuta un po' ovunque, insomma, per non andare lontano, la Liguria sicuramente è stata una di queste realtà che ha visto un tipo di edilizia, insomma, che è stata devastante per certi aspetti, per cui insomma quello che mi è rimasto è la consapevolezza comunque di una città che nasce male e che tutti però vorremmo che diventasse una capitale europea, però ci sono delle difficoltà secondo me insormontabili sia dal punto di vista urbanistico ma soprattutto dal punto di vista culturale. Sfogliando, guardandolo attentamente, dopo appunto averlo sfogliato in maniera superficiale, ci sono state due costanti che mi hanno accompagnato: il concetto di presenza e il concetto di assenza. Sono due cose che voi avete tenuto in considerazione fotografando oppure non? Oppure no? C'è l'assenza dell'elemento umano, insomma, è marginale. Sì, sicuramente, vabbè, a parte, voglio dire, il lavoro di Chiara, che sicuramente è comunque l'elemento umano è molto presente perché c'è lei, insomma, però in tutti gli altri lavori effettivamente la presenza umana è
è marginale, insomma, se non del tutto assente, insomma. Allora, si riallaccia il tema della solitudine per quanto mi riguarda sul mio lavoro. Una piccola premessa. Credo al momento 2 di questi 5 lavori sono andati molto oltre, cioè nel senso Domenico ha un'altra pubblicazione che ha portato avanti in maniera importante la sua produzione fotografica sul fiume Simeto, e insomma dovrebbe uscire un libro dedicato solo a questo lavoro a breve. Io sto continuando a lavorare sul fiume San Paolo, e mentre in questa parte non c'è la figura umana, quindi ho lavorato in assenza della figura umana, nella seconda parte del lavoro, che è abbastanza avanti, invece esiste la figura umana. Questo perché? Perché sin dall'origine il lavoro sul fiume di San Paolo rappresenta il lavoro su un cambiamento interiore, cioè anche il linguaggio stesso, adesso non so, ecco, sarebbe dopo questo lavoro bianco e nero di Chiara dovrebbero scorrere le immagini del fiume San Paolo, e noterete che il colore a cui Mimmo faceva riferimento in un intervento precedente è molto particolare. Questo colore molto particolare sulle tinte, sulle luci alte, sulle tinte tenui, quasi pastello, e molto, con i bianchi molto, molto accesi, fa riferimento proprio al motivo di questo mio progetto, che si basa appunto sul cambiamento che ognuno di noi nella vita incontra, cioè partendo dalla conversione di San Paolo. Cioè per me il fiume San Paolo nasce in analogia con la conversione di San Paolo, e c'è una citazione in apertura del libro che scopre un po' del mio lavoro sul libro, che scopre un po' questo aspetto, ma che non voleva essere del tutto scoperto proprio perché il lavoro stava continuando. Quindi io in questa parte, ecco, qui in questa parte sto lavorando su questo, e in assenza della persona umana, perché in effetti fino a qui sto lavorando su me stesso. La seconda parte del libro, che sarà quella che insomma che è in procinto anche questa di essere completata, invece fa riferimento a 3 storie di 3 grandi cambiamenti che vengono fotografati anche all'interno del fiume. Cioè io prendo questi soggetti di cui so la storia, uno per tutti è un mio caro amico con il quale ci eravamo persi, eravamo compagni di squadra da ragazzini, facevamo pallavolo insieme. Lui aveva una band rock, era un metal, insomma, orecchini, borchie da tutte le parti, eccetera, sempre vestito di nero, questi suoni incredibili, e poi ci siamo persi perché insomma poi siamo cresciuti, abbiamo percorso delle strade diverse. L'ho rincontrato 4-5 anni fa, scoprendo che è diventato un prete. Cioè, per cui ecco che il cambiamento in questo senso verrà inserito in questo libro con una delle 3. Sto valutando se farle diventare 5, ancora questo non lo so. Però parte da qui, e quindi in una prima parte di assenza della figura umana, poi diventa accompagnata anche dalla presenza, in questo senso. In riferimento alla solitudine, chiaramente tutto quel lavoro iniziale, che è qui sintetizzato, nasce per forza di cose in solitudine. Cioè sono tutti pensieri e ragionamenti che, mentre sei immerso nel paesaggio e cammini per chilometri e chilometri in tratti di fiume, scorgi e ti vengono in mente o ti ispirano a partire da una fotografia piuttosto che un'altra, e così si inizia a fotografare per poi dare un significato nella fase di editing, cioè quando poi metti la sequenza delle fotografie una dopo l'altra, dove in quel momento quella fotografia assume il suo vero significato, perché diventa una parola all'interno di una frase, no? Prima sono tutte parole sciolte o che non hanno un vero significato. Quando poi le raccogli insieme in una sequenza, iniziano a avere un loro significato compiuto. Una volta che avete raccolto tutte le parole e vi siete ritrovati in mano il libro, che sensazione avete avuto, e secondo voi che sensazione avrà il lettore una volta sfogliato il libro? Ci abbiamo verso
Grazie Antonio, ci avviamo verso la conclusione. Ma mi hanno regalato la domanda facile, no? L'avevo tenuta per ultimo. Antonio. Mi hanno regalato la domanda facile. È difficile, credo, darti una risposta, perché credo che sia estremamente personale, perché nasce da quello che sei, dalle sensazioni che ti ha dato la tua esistenza, da come ti sei cresciuto, da come sei formato, da quello che ti piace guardare e ascoltare. E dove ascoltare intendo, non so, cioè, tutto ciò che ti sta attorno, che dalla musica ai rumori, alle persone e anche al provare a guardarti dentro. Quindi sono 5 lavori che per diverse ragioni, quando li guarderai dal punto di vista esclusivamente fotografico, saranno abbastanza diversi a guardarli a primo giro, a prima lettura. Probabilmente dovrei andare un po' più avanti per provare a trovare qualcosa di più profondo, e sicuramente, come provo a dirti prima, con l'idea della resilienza come idea di sottofondo molto profonda, ma soprattutto con una certa intimità che ritrovi nei singoli lavori, puoi trovare probabilmente abbastanza presto una via comune, una via di lettura abbastanza immediata. Poi dovunque arriverai, quello comunque, questo varrà per qualunque fotografia di cui ci metterai, o qualunque opera d'arte di alto livello ti metterai davanti, la lettura che farai sarà sempre in prima istanza cosa c'è sulla foto, cosa c'ho davanti, per poi andare avanti, e quanto avanti andrai dipenderà esclusivamente da te e da come sei capace tu di costruire dei meccanismi e delle correlazioni tra le cose. Sì, sono molto d'accordo con quello che ha detto Mimmo per quanto riguarda proprio la lettura che ciascuno può dare di un'opera, qualsiasi, in questo caso di un libro fotografico, però rispondo alla prima domanda, che è la nostra emozione, no? Non posso esimermi, perché comunque ricordo quel momento, è stato davvero molto emozionante, cioè sembra banale, però oltre appunto a tutto il tempo che abbiamo detto che è stato dedicato alla realizzazione, quindi sono passati anni, quando abbiamo visto il libro concluso, in me si è davvero smossa una grande emozione, cioè un senso di gratitudine sicuramente, perché io sono una grande sostenitrice dell'idea che la fotografia tutt'oggi vada stampata. Quindi non parlo solo delle foto di chi fa fotografia, parlo anche di voi che fotografate tanto col telefonino, anche con le macchine fotografiche, però finisce tutto in digitale. Non ha niente a che vedere con la fotografia, e sicuramente in tutte le vostre case ci saranno album di fotografie con la foto stampata, quindi vedere le proprie foto su carta fotografica è un'emozione davvero incredibile. Speriamo di poterla trasmettere a voi, ma non perché la nostra emozione deve diventare la vostra, poi ognuno ovviamente deve trovare la sua e può trovarla da una o più letture di questo libro, però davvero non rinunciamo, e per questo siamo grati a Massimo Siracusa, alla possibilità di pubblicare dei libri fotografici, perché non è banale che succeda, che si possa realizzare un'opera come questa. Diceva bene Alberto, nessuno di noi è un fotografo professionista, però poter avere tra le mani un libro fotografico è un bene prezioso. Io un po' la voce fuori dal coro la voglio fare, nel senso che è chiaro l'emozione c'è del prodotto finito, però c'è anche un po' di tristezza, nel senso che io sono innamorato del percorso che facciamo. Noi per esempio con Mimmo abbiamo fatto anche un altro libro con altri amici che sarà stampato a giorni, un lavoro sulla statale 114 che va da Messina a Siracusa. Sì, grazie. La cosa che mi appassiona e mi piace è il percorso, l'idea di sedersi attorno a un tavolo e decidere il progetto.
e decidere come farlo e cominciare a scattare, rivedersi, riguardare le immagini e ritornare a fotografare, insomma tutto questo percorso. Poi ci sono degli aspetti un po' meno, voglio dire, appassionanti, voglio dire, che poi riguardano proprio le questioni tecniche, però questo non è il caso, non è questo il caso, sono altri aspetti, però voglio dire, quello che mi piace è il percorso. Nel momento in cui tutto questo finisce, un po', insomma, c'è quell'aspetto sì emozionante di vederlo, però la tendenza è di pensare al prossimo progetto. Vabbè, è una battuta, comunque questa qua è l'idea, spero di essere stato chiaro. Io invece ho lasciamo stare cosa mi aspettavo, quali sono le emozioni personali, che già insomma mi è rimasto convinto. Invece quello che è l'aspettativa verso l'esterno, no? Allora, noi tutti fotografiamo ciò che conosciamo e nello specifico conosciamo meglio sicuramente noi stessi. Quindi iniziamo a fotografare noi stessi. Il problema è che se ci limitassimo a fotografare noi stessi e pensassimo di pubblicare un libro su noi stessi, io penso che al di là dei genitori, cioè perde di interesse. Quindi esiste una fase, in fase di progettazione di un lavoro fotografico, che è quella di universalizzare il processo. Cioè io devo, partendo da aspetti personali, devo fare in modo che questo processo si possa universalizzare. Cioè se io parlo di cambiamenti, o momenti di vita particolari in cui siamo davanti a un bivio e parlo di quel mio momento, cioè nel fotografare questo aspetto sono certo che qualcun altro si immedesimerà perché ha avuto lo stesso percorso che sto vivendo io. Allora se io riesco a trasferire questo aspetto di generalizzazione, di universalizzazione verso l'esterno, vuol dire che ho fatto un buon lavoro. Perché? Perché quel lavoro vuol dire che interesserà altre persone, e nello sfogliare, attraverso questo processo pensato prima, probabilmente riuscirò a trasmettere delle altre storie a ciascuno dei lettori, che partirà proprio dal fatto che ha un percorso comune a quello da cui sono partito io. Quindi se io riuscissi in ogni pubblicazione, in ogni mostra, in ogni libro che farò, che ho fatto, a arrivare a questo obiettivo e avere un feedback di questo tipo in risposta, io già sono, per me, felicissimo, che vuol dire che sto parlando di me e che attraverso me sono d'aiuto e di ispirazione per qualcun altro. Bene. Mi pare di condividere pienamente quello che hanno detto. No, sicuramente condivido l'emozione di avere tra le mani, diciamo, un prodotto finale che è, come dire, l'arrivo di percorsi anche diversi, di vie, di strade diverse, però verso un intento unico, che era quello di raccontare un po' la nostra Sicilia. Una Sicilia forse vissuta più interiormente da Chiara, un po' più, come dire, dall'esterno, con uno sguardo al paesaggio, da me, da Alberto, forse in maniera intima, e poi verso un paesaggio invece che è quello urbano, quello che ci porta a vivere con gli altri e che ci allontana invece da quella solitudine a cui noi invece tendiamo, e che è quello della città. Adesso passo la palla al pubblico, vediamo se ci sono domande, curiosità. Io non vedo chi c'è. Mi giro. Ci sono domande? Che abbassano la testa quasi come essere interrogati. Sì. Puntiamo l'indice adesso da qualche parte. Allora, io invito invece il pubblico a prendere contatto e visione col libro. Prima il contatto e poi la visione, per fare appunto delle
delle scoperte personali e singolari. Io ringrazio ognuno di voi per la vostra presenza e soprattutto per avermi dato la possibilità anche di fare delle riflessioni personali su questo lavoro, perché non mi sono esposto più di tanto, perché ero curioso di conoscere invece il vostro punto di vista, il vostro punto di partenza, il vostro punto d'arrivo, perché il punto d'arrivo magari è visibile, è interpretabile, ma sicuramente voi avete interpretato, se vogliamo, anche un ruolo nel realizzare questo lavoro, e questa era la mia curiosità da amante della fotografia o da praticante, se vogliamo. Dall'altra parte invece ecco, il fatto è sempre importante, perché noi pensiamo di saper decodificare quello che abbiamo di fronte, e invece la decodifica delle immagini non solo non ce la insegnano a scuola, e questo è gravissimo, è un qualcosa che diciamo affidiamo anche al nostro intuito e al nostro istinto, ma in realtà quello che facciamo non è altro che metterci alla prova sempre. Perché se io guardo una foto, io presumo di comprenderla. No, io la sto guardando, la sto osservando, le sto attribuendo un significato del tutto mio, ma se ho realmente un bagaglio culturale curato, se vogliamo, forse riesco ad avvicinarmi quanto più possibile alla volontà dell'autore, ma in ogni caso per rispettarlo non devo stravolgere quello che ha fatto, e allora devo rimanere probabilmente anche in superficie. Resta comunque un'esperienza del tutto personale, e il libro fotografico è un invito a fare sempre più esperienze personali. Quindi grazie a voi. Grazie a te e voi, grazie all'ospitalità.